Buongiorno ai nostri ascoltatori. La conversazione di oggi è con il Centro di Aiuto alla Vita di Trieste. Ricordo che il centro è un'associazione di volontari ed è sorta questa associazione allo scopo di rimuovere o prevenire le cause che potrebbero indurre la donna a interrompere la sua gravidanza. E il tema di cui si parlerà oggi è al cuore della democrazia. Lo faremo con un volontario del centro, il signor Giampiero Viezzoli, che è addetto proprio alla comunicazione. Buongiorno, signor Giampiero. E Buongiorno. poi sentiremo anche la presidente, la signora Maria Tudek. Buongiorno. Al cuore della democrazia, abbiamo detto, perché questo tema? E questo è il tema scelto appunto dalle settimane sociali, che sono un'iniziativa che è giunta alla 50ª edizione, teniamo presente, quindi è un appuntamento apicale che si svolgerà dal 3 al 7 luglio a Trieste, e proprio per l'importanza di questo appuntamento avremo anche due visite molto importanti. L'apertura con il Presidente della Repubblica Mattarella, che farà il discorso inaugurale il giorno 3 luglio, e la chiusura con niente meno con il Papa Francesco, che sarà in Piazza Unità il giorno 7 luglio a concludere l'evento. Il tema è di questo tipo perché si cerca di far sì che l'impegno dei cattolici nel nostro paese si rafforzi e si radichi di più proprio a livello di partecipazione democratica. Ecco. Verranno a Trieste ben 1500 delegati da tutta Italia, quindi un numero ragguardevole, provenienti soprattutto dalle tutte le diocesi italiane, selezionati dalle rispettive diocesi, ma anche dalle aggregazioni, dai movimenti ecclesiali di tutta Italia, ma anche i gruppi giovanili, anche i gruppi di buone pratiche, ecco, per affrontare questo tema con laboratori, dibattiti e anche formulare proposte. Inoltre ci sarà un radicamento di queste molteplici presenze in tutta la città, presso vie, piazze cittadine, con degli stand dove la cittadinanza potrà incontrare tutte queste realtà che saranno presenti nella nostra città. Quindi un evento importante, esclusivo per Trieste. Signora Maria, e perché il CAV appunto ha anche accettato di partecipare in qualche modo? Certo, allora intanto perché questo evento prevede, come accennava adesso Giampiero, la presenza di stand di buone pratiche che non sono riferite esclusivamente al mondo ecclesiale, ma che vogliono proprio cogliere quello che si sta facendo di positivo in giro per l'Italia in tanti campi diversi, ed è proprio a questo punto che come centro di aiuto alla vita ci siamo posti il problema dell'importanza anche di esserci e di testimoniare la nostra attività. Naturalmente, siccome l'evento è a livello nazionale e come abbiamo sentito coinvolge veramente tutto il mondo ecclesiale a livello nazionale e anche esperti di tutti nel paese, abbiamo pensato che era al di sopra delle nostre forze e anche come testimonianza non poteva essere limitata a un'esperienza di Trieste, e abbiamo quindi chiesto al Movimento per la Vita, che è la federazione nazionale di cui facciamo parte, che raggruppa appunto tutti i centri e i servizi alla vita distinti sul territorio, sono oltre 300, e abbiamo pensato che era a quel livello che dovevamo essere presenti, e naturalmente dando, noi che siamo qua, una mano più forte ovviamente di chi sta lontano. Quindi ci sarà un gazebo specifico del Movimento per la Vita, anzi ce ne saranno un gruppo di 3 gazebi messi assieme, proprio perché molte sono le cose che il Movimento può proporre e offrire come buone pratiche. C'è l'esperienza attiva dei centri di aiuto alla vita con i servizi che sono collegati, che è il servizio di SOS Vita, che significa quel pronto intervento anche con chat, con telefono in giro
addirittura per tutta l'Italia. C'è il progetto Gemma, che è anche un forte aiuto all'attività dei centri e dei sostegni alle gravidanze difficili, che esiste da tanti anni, e ci sono appunto i centri distinti per tutta Italia. Però accanto a questa c'è anche tutta una parte di tipo culturale, e infatti uno degli stand sarà dedicato a tutte quelle che sono le pubblicazioni che sono state raccolte negli anni, che moltissime legate anche alla figura del protagonista dell'associazione, che è stato Carlo Casini, morto da pochi anni, e che ancora si sta raccogliendo tutto quello che lui ha prodotto di scritti, di interventi, eccetera. Quindi questa parte culturale, e poi ci sarà una parte destinata proprio all'accogliere le persone e animare, e lì diciamo che ci stiamo ancora pensando e vediamo. Quindi penso che sarà un bel lavoro anche per i volontari del centro di Trieste o altri in regione che forse verranno a dare una mano. Sì, certo, abbiamo già fatto un primo elenco di disponibilità, ovviamente, molte sono, come dicevamo, di Trieste, però abbiamo già anche disponibilità della regione e del nazionale, dove arriveranno degli esperti particolarmente addetti a queste manifestazioni, e anche dei giovani del servizio civile. E questa anche è una bella opportunità di collaborare assieme e di cercare quindi di trasmettere quello che si sta facendo. Ecco, in particolare qui si pensava, adesso dobbiamo ancora definire alcuni particolari, ma comunque di fare degli incontri fatti con un esperto che può illustrare l'inizio della vita dal punto di vista scientifico, ma poi anche qualche cosa che si rivolge ai più piccoli, perché siamo convinti che di questi argomenti bisogna essere protagonisti e parlarne da piccoli. Come tutte le cose importanti si devono imparare mentre si cresce al livello in cui si è, e quindi pensavamo a una forma di gioco coinvolgente, proprio per far scoprire ai bambini quello che sono i propri 9 mesi di vita, che non si vedono ma che sono fondamentali per tutto il nostro sviluppo, cioè quelli che vanno dal concepimento alla nascita. E poi vorremmo anche fare qualche momento più, diciamo, distensivo, ma sempre formativo, sempre per i ragazzi. Probabilmente pensavamo a strumenti musicali propri, che si chiama un giovane, che adesso mi sfugge il nome, che svolge proprio questo tipo di attività per i bambini, ecco. Quindi al di là delle conferenze, dei punti di incontro che ancora non sono noti nel dettaglio, ci saranno questi punti di ritrovo, moltissimi in città. Non posso dirvi ancora dove saremo perché non ci è stato ancora comunicato, ma comunque sicuramente nelle zone centrali della città si troveranno i gazebo, e quindi vi invitiamo fin da adesso a venire a trovarci, perché se siamo lì siamo proprio per incontrare persone. Certo, e voleva aggiungere qualcosa, signor Giampiero, magari, non so, riguardo il centro, dove si trova, a Trieste. Diciamo che chi desidera, ecco, capire di più, informarsi di più, può visitare il sito web Settimane Sociali, che è a diffusione nazionale, dove c'è un aggiornamento costante. E anche sia il Facebook che l'Instagram delle settimane sociali sono appunto agibili e frequentabili, sì. Certo, bene. Notizie comunque sulle nostre collocazioni, Azioni. sulle nostre Sì. iniziative, eccetera, le troverete in prossimità a queste date anche sui nostri siti Sì. locali, perché ovviamente ci interessa che riusciate a raggiungerci dove siamo. Grazie e grazie anche ai nostri ascoltatori e buona giornata e risentirci a presto. Grandi, 36, 9,36.